Ci piacerebbe che questo paese si aggiornasse e che si livellasse con gli altri paesi europei, penso ai paesi culturalmente più avanti di noi, in particolare Germania e Francia e Inghilterra chiaramente, dove la percentuale del PIL dedicata alla cultura è di gran lunga superiore a quella dedicata alla cultura nel nostro paese. Italia prima in Europa per produzione culturale, ma nelle zone basse della classifica degli aiuti governativi. Eppure, sottolinea Gassman, nessuno dei candidati a premier ha ancora detto cosa farà per il patrimonio culturale italiano. Il direttore aspetta di saperlo, ma intanto si rimbocca le maniche. Debutterà a Padova sabato sera al Teatro Verdi e si concluderà a Venezia, al Goldoni, ad aprile, la tournée del Riccardo III di Shakespeare, del quale è protagonista, regista e ideatore delle scene. Shakespeare ci ha lasciato un capolavoro assoluto, è uno dei più rappresentati al mondo. L'adattamento di Vitaliano Trevisan lo attualizza senza renderlo strano, nel senso che lavora nella direzione della comprensione e nel tentativo di renderlo uno spettacolo comprensibile a tutti i tipi di pubblico, anche bambini piccoli, anche chi non ha una preparazione culturale profonda. Un anno di lavoro per le scene, cupe, dove farà freddo fino a nevicare e fino ad arrugginire il tanto ferro usato nell'allestimento. Metafora dell'animo del popolo sferzato dalla cattiveria di Riccardo, ma anche rapito dal suo fascino e dal suo humor. Alle prove di questi giorni assistono centinaia di studenti delle superiori. Gassman spera che serva a tenere alta la percentuale salita in questi anni di giovani a teatro. L'adattamento è opera dello scrittore vicentino Vitaliano Trevisan, le musiche del veneziano Aldo Descalzi e del figlio Pivio.